Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La studentessa accoltellata in strada a Messina, ha fermato un collega universitario, rintracciato a Noto. Gli investigatori, da 2 anni attenzioni moleste. Il collega che l'ha soccorsa pensava ad un incidente stradale. La paura di Sara, confidata alle amiche, il centro antiviolenza, bisogna chiedere aiuto. L'interrogatorio dei fratelli Failla, accusati di avere picchiato a morte un uomo per una lite in strada a Partinico. Ci siamo dovuti difendere, la loro versione. Sparò un gioielliere ferendolo durante una rapina al centro di Catania. Arrestato l'autore, un malvivente di Paternò. La Regione dichiara lo stato di emergenza per la chiusura della strada di accesso a Taormina. Accolta la richiesta del sindaco De Luca. Calcio, il Catania ha ritrovato la sua identità. Il centrocampista rossazzurro Sturaro è intervenuto a corner. Domenica al Massimino arriva la capolista Avellino. È stato fermato il presunto autore del femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a Messina. Il giovane, 27 anni, collega della ragazza, è stato rintracciato nella notte in una casa del suo paese Noto. Sentiamo Francesco Triolo. Da 2 anni aveva un'attenzione, un interesse morboso verso Sara, non ricambiato, però approcci, proposte accolte con sempre maggiore fastidio da Sara, che spesso aveva confidato alle sue amiche il disagio, sino a lunedì pomeriggio, il giorno della lite sul viale Gazzi, e quelle 2 coltellate al collo e alla scapola che non hanno lasciato scampo alla studentessa di 22 anni di Missil Mary. Lei, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe urlato più volte «basta, lasciami, basta». Indagini serrate e testimonianze hanno portato in poche ore al fermo di Stefano Argentino, 27 anni, collega di corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico all'Università di Messina, rintracciato nella sua abitazione a Noto. Non risulta appunto che la povera ragazza avesse mai presentato denuncia in passato, nonostante queste attenzioni definite legamente morbose da parte degli amici si protraessero da 2 anni. Ulteriori elementi potrebbero arrivare adesso dall'analisi dei telefonini. Dovremo fare tutte le analisi dei dispositivi, insomma di tutto ciò che ovviamente comprendete fa parte dell'attività investigativa, quindi non sono in grado di darvi notizie in questo momento. Come è stato detto prima in conferenza stampa, non c'è stata alcuna denuncia nel tempo da parte della ragazza. Si cerca invece ancora l'arma del delitto. L'arma del delitto deve essere ancora evidentemente oggetto di ulteriori investigazioni ai fini del suo reperimento. Il dolore di una famiglia, degli amici e dei colleghi, di un'intera comunità accademica che si ritrova a piangere un'altra studentessa. Ancora Francesco Triolo. Andiamo, vai! Per favore, non me la senti, veramente. Non ce la fai? No, ce la faccio. È stremato Claudio, il fratello di Sara Campanella, 3 anni più grande di lei, ha difficoltà anche a parlare. È arrivato di fronte al carcere di Gazzi insieme allo zio e al cugino, lì dove poco prima era stato trasferito Stefano Argentino, il giovane arrestato per l'omicidio della sorella. Le lacrime si uniscono alla pioggia, il dramma di una famiglia e di una giovane ragazza col sogno spezzato di lavorare nella biomedica. Chi riesce a parlare è un amico di famiglia che non trattiene dolore e rabbia. E non ci sono parole per dire la rabbia che c'è. Non aveva contatti con questo individuo perché era una bambina. Sì, giustizia, e spero solo che non esce più. Nessuno della famiglia ricorda che abbia mai parlato di questo ragazzo, però più volte Sara avrebbe manifestato alle amiche il timore per le attenzioni moleste del ragazzo, non fermatosi neppure dinanzi al rifiuto della giovane. La studentessa aveva inoltrato alle amiche diversi messaggi vocali ricevuti dal collega di corso in cui, scrivono i magistrati nell'ordinanza, l'indagato dava prova di un'autentica strategia molesta. In un'occasione una delle amiche all'interno dell'università era dovuta intervenire per allontanare Argentino, che si lamentava che Sara non gli sorrideva come in passato. All'obitorio del Policlinico il triste rito del riconoscimento da parte dei parenti, mentre davanti al padiglione G, dove Sara studiava, quello del corso di laurea di tecnico di laboratorio biomedico, colleghi e amici si abbracciano, piangono, increduli. C'è anche la rettrice, incontra i professori della ragazza. A distanza di 5 anni esatti, dopo Lorena 40, si piange un'altra studentessa delle facoltà di medicina, uccise lo stesso giorno, 31 marzo, il clima cupo, più del tempo, più della pioggia che cade ma non si sente.
Pensavo fosse un incidente, poi ho visto i tagli. Sentiamo adesso il racconto di un collega che per primo ha provato a soccorrere Sara. Allora, io uscivo dal tirocinio che faccio nel reparto qua di medicina interna all'ospedale di Messina e vedo la situazione che mi sembrava un incidente stradale, vedo la ragazza a terra, che ho detto con i ragazzi di aiutarmi a girarla e metterla in posizione con le gambe alzate in antishock e cercare un attimo di capire la situazione, vedere dove perdesse il sangue, al che cerchiamo un po' in giro nel corpo e vediamo che a livello del collo ha un taglio profondo. E mi faccio prestare una maglietta dai ragazzi e iniziamo a tamponare la ferita, al che rilevo se aveva il polso, in quel momento c'era, debole ma c'era, purtroppo perdeva molto sangue, respirava a stento perché si alzava molto poco l'addome. Valutiamo un attimo la situazione, iniziamo a fare qualche ventilazione noi, meccanica, abbiamo cominciato con quello che potevamo per ridurre un po' la situazione, ma diciamo già in quel momento a terra c'era un lago perché ne aveva perso molto sangue, abbiamo potuto fare quello che era magari le prime manovre di primo soccorso. Sara temeva quel ragazzo, come tante altre vittime di violenza sentiva di essere in pericolo. Lo aveva perfino confidato con un messaggio ad un'amica. Il consiglio del centro antiviolenza: chiedete aiuto. Adelaide Barbagallo. Vivere con la paura che quel ragazzo, quell'uomo che hai conosciuto e vuoi tenere a distanza per aver scoperto la sua ossessione e aggressività, sentire il pericolo farsi sempre più concreto, dirlo alle amiche, scriverlo sui social e temere perfino di sporgere denuncia, perché anche questo passo è difficile da compiere. Sara, l'ultimo vocale, lo ha mandato a un'amica. Sono sicura che lui mi sta seguendo. Proprio così, il suo assassino era già alle sue spalle. Da 2 anni Sara temeva quel ragazzo. Quello che noi diciamo sempre alle donne è: al primo segnale di controllo, al primo segnale che qualcosa non va, chiedere aiuto ai centri antiviolenza, che sono luoghi ai quali ci si può rivolgere con il rispetto dell'anonimato, della riservatezza, che riescono a fare anche una valutazione del rischio rispetto a quello che la donna sta subendo e attivano la rete di protezione. Questo è fondamentale e chiaramente nelle ipotesi di estrema emergenza rivolgersi alle forze dell'ordine. La morte di Sara ancora una volta scuote le coscienze. Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, esprime il cordoglio del governo e suo personale per questa perdita assurda e inaccettabile. Il Codagons Donna sarà presente nel procedimento penale per pretendere giustizia e invoca strumenti di prevenzione efficace e una rete di protezione attiva per tutte le donne in pericolo. Cambiamo argomento. Questa mattina l'interrogatorio dei fratelli Failla, accusati di aver picchiato a morte un uomo per una lite in strada. Ci siamo dovuti difendere, è stata la loro versione. Marco Gullà. Si sono difesi ribaltando la tesi della famiglia Vaccaro. Primo interrogatorio al Tribunale di Palermo per i fratelli Failla, indagati e in stato di fermo per l'omicidio di Gioacchino Vaccaro, l'uomo di 45 anni morto dopo una rissa a Partinico. L'avvocato dei 2 fratelli sostiene che le immagini della telecamera di videosorveglianza dove è avvenuto il pestaggio certificano la tesi dei Failla, ovvero che si sono difesi perché aggrediti dai Vaccaro. Una rissa feroce, come ci ha raccontato una donna che ha assistito alla violenza. Signor? Da certo, perché io non ci avvicinava, non è che potevo stare tranquilla. Perché dato che ormai erano tutte le cotelle appresso, però loro non avevano niente in mano. La moglie di Vaccaro è stata colta da un malore, ma adesso sta meglio. Troppo grande il dolore, il marito aveva trovato un nuovo lavoro in un supermercato a Partinico. Era felice, avrebbe dovuto prendere servizio in questi giorni e invece è morto in una domenica sera di follia. L'inchiesta della Procura di Palermo deve stabilire l'eventuale nesso di causalità fra le botte ricevute e il decesso. Ricordate la rapina violenta ad un gioielliere di Catania, rimasto ferito lo scorso novembre. Adesso è finito in manette il rapinatore. Sentiamo Simona Mazzone. Era stato colpito con 2 colpi di pistola alla gamba per sottrargli uno zaino, così il gioielliere si era accasciato mentre 2 rapinatori fuggivano a bordo di uno scooter. Quella rapina, commessa lo scorso 30 novembre nella zona di Piazza Corsica tra via D'Annunzio e viale Vittorio Veneto a Catania, aveva lasciato tanti punti interrogativi. Adesso quell'uomo che ha sparato ha un nome e un volto. Si tratta di un 42enne di Paternò che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina e lesioni personali
personali aggravate, detenzione illegale di arma da sparo ed evasione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Secondo l'accusa, l'uomo a cui è contestata anche la violazione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a cui era sottoposto sarebbe l'autore, con un complice ancora da identificare, di quella violenta rapina. Le indagini della questura, basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare il 42enne. La polizia inoltre è riuscita a individuare l'auto con cui era arrivato a Catania da Paternò per posteggiarla e successivamente utilizzare, insieme a un complice che lo guidava, uno scooter con targa clonata per commettere la rapina. Altri 11 arresti nell'inchiesta che ha svelato l'alleanza tra i clan per lo spaccio nella zona ionica. Il servizio. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse il GIP di Messina ha disposto misure cautelari per 11 persone nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai Carabinieri, che ha documentato l'influenza del clan Cappello di Catania nella fascia ionica della provincia messinese, che già ha consentito il 13 marzo scorso l'esecuzione di un'altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone. L'operazione, a cui hanno preso parte oltre 60 carabinieri, scaturisce proprio dagli interrogatori della prima operazione e le ulteriori indagini hanno permesso di documentare le condotte di altri 11 soggetti operanti nello smercio della droga, principalmente cocaina e hashish, che acquistavano le sostanze stupefacenti e poi venivano smerciate a Giardini Naxos e nei comuni limitrofi. A capo dell'organizzazione l'esponente del clan Cappello Riccardo Pedicone, già arrestato lo scorso 13 marzo, ma adesso anche fornitori di secondo piano, ovvero occasionali di sostanze stupefacenti operanti a Catania o nella zona sud della provincia di Messina. A loro si rivolgeva il gruppo quando non aveva immediata disponibilità di stupefacenti, essendo in attesa dell'approvvigionamento dei grossi quantitativi da Catania. Le indagini inoltre hanno svelato il ruolo di Carmelo Riolo, appartenente al clan Cintorrino, che insieme alla compagna riforniva numerosi clienti, per lo più a gaggi, soprattutto di cocaina. A Gela la squadra mobile ha arrestato un giovane che custodiva in garage 19 kg di hashish e oltre 300 grammi di cocaina. Il controllo è stato esteso poi ad un locale utilizzato sempre dal giovane, dove su un soppalco sono state trovate 2 cassette degli attrezzi piene di cocaina e panetti di hashish. La Giunta regionale vara un piano di emergenza di 6 mesi dopo la chiusura per 3 mesi minimo della via d'accesso a Taormina dal lato nord. I lavori sul costone roccioso a rischio crollo potrebbero infatti compromettere la stagione turistica. Sentiamo Luca Ciliberti. Il governo Schifani, accogliendo la richiesta del sindaco De Luca, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per la chiusura di via Garipoli a Taormina nel Messinese e contestualmente ha nominato l'ingegnere Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile regionale, commissario delegato del presidente della regione per l'emergenza. La decisione della Giunta è stata presa in seguito alle conseguenze delle restrizioni al traffico dovute alla messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il percorso. Via Garipoli rappresenta la principale strada di accesso a Taormina sul lato nord, collegando l'autostrada 18 e la statale 114 con il comune messinese. Inoltre permette di raggiungere il centro abitato di Castelmola. Lo stato di crisi, della durata di 6 mesi, permetterà di attuare una nuova strategia di breve e lungo termine che prevede l'implementazione e l'adeguamento della viabilità e dei parcheggi insieme alla realizzazione di infrastrutture di collegamento tra Taormina e gli altri comuni. Io ho chiesto ed ottenuto che venisse fatto uno studio di fattibilità di una strada alternativa di collegamento tra Pitello e Taormina, che quindi porta all'ulteriore entrata attraverso lo svincolo di Giardini Naxos, di cui si parla da 30 anni. La Regione si farà carico di metà delle spese necessarie agli interventi nella prima fase di emergenza, ovvero 750.000 euro, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste, e dei complessivi 1,5 milioni di euro stimati dalla Protezione Civile regionale per mettere in sicurezza la viabilità residua e le aree di parcheggio. L'altra metà delle risorse sarà a carico del comune di Taormina.
E la Giunta Schifani, su proposta della Protezione Civile, ha stanziato 180.000 euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza degli edifici coinvolti nella esplosione di una palazzina nel quartiere di San Giovanni Galermo, avvenuta a Catania il 21 gennaio scorso. Le risorse saranno prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste. Gli interventi consentiranno ad alcune famiglie di rientrare nelle loro abitazioni. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa, torniamo dopo per occuparci ancora dei referti in ritardo all'ASP di Trapani e poi di una mostra dei ragazzi di Librino. Il ministro Valditara scrive alla professoressa che per prima ha denunciato lo scandalo dei referti in ritardo all'ASP di Trapani, intanto proprio all'ASP si è insediato il nuovo manager. Primo giorno da legale rappresentante dell'ASP di Trapani per Danilo Faro Palazzolo, già direttore amministrativo della stessa azienda sanitaria. Era stato l'ormai ex direttore generale Croce che lo aveva delegato alle funzioni di legale rappresentante dell'azienda in caso di assenza o impedimento. Sotto la lente di ingrandimento della Regione intanto ci sono al momento le 28 delibere firmate da Croce appena prima di lasciare l'incarico e intanto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara scrive una lettera personale riconoscendo il coraggio alla professoressa Maria Cristina Gallo, docente di Mazzara, perché ha saputo trasformare il suo dolore personale in impegno civile e per questo, scrive Valditara, merita il plauso dell'intera comunità scolastica. Il suo impegno e la passione per l'insegnamento sono un esempio. La professoressa Gallo è diventata il volto di una denuncia che ha scoperchiato uno dei più grandi scandali sanitari degli ultimi anni in provincia di Trapani, ritardi fino a 10 mesi nei referti istologici da parte dell'ASP. La risposta della docente è stata commossa e ferma. Faccio solo il mio dovere con amore e per amore del bene. La sua denuncia alla Procura di Marsala ha acceso riflettori su una situazione esplosiva, oltre 3.300 referti accumulati e ritardi fino a 10 mesi. Gli ispettori della Regione prima e del Ministero della Salute dopo hanno confermato gravi inefficienze. A Catania non si terrà un nuovo processo per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e Ultrà mentre allo stadio Massimino si giocava il derby con il Palermo. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dall'avvocato Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato per omicidio preterintenzionale. A Catania i ragazzi raccontano il quartiere di Librino in 60 scatti. C'è la solitudine ma anche la speranza dei giovani fotografi. Giussi Lazzara. Tanti gli sguardi su Librino, il megaquartiere di Catania raccontato con i 60 scatti dei ragazzi che vivono nel quartiere. Le foto sono in mostra nel centro Libera Talenti Librino, in uno spazio dedicato all'Orio, funzionale e fresco come deve essere un luogo di accoglienza. Sono stati gli stessi giovani, più di 90 riuniti in una giuria, a decretare il vincitore. Il primo premio lo ha vinto Christian Sabstier, 17 anni, e una vera passione per le immagini. Sembra un non finire. Quindi tipo un orizzonte. Dove siamo qui a Librino? Questa qua è la rotonda del San Marco. Di solito questa rotonda non dice niente, però in questa foto anche questa parte scura contro il contrasto del colore del cielo è molto bella. Non ci sono filtri, le foto parlano di solitudine, di amicizia e di speranza e c'è lo sguardo fresco di chi, nonostante il degrado, vede anche la bellezza. È stato sorprendente entrare nel loro mondo. Sì, c'è un momento in cui raccontano molta solitudine e forse è qualcosa che ha origine in questi anni e che accomuna molto i ragazzi, per cui è nato proprio Libera Talenti di Librino, per dare risposta a questo. Ma c'è uno sguardo, c'è molto orizzonte, molto cielo, ci sono le relazioni, ci sono molti colori, c'è proprio una capacità di cercare la bellezza. A Librino c'è spazio per giocare e vivere nelle piazze appena ristrutturate, in una palestra nuova, luoghi dove crescere in libertà.
Greenpeace Italia, Lega Ambiente, Lipo e WWF Italia hanno presentato un doppio reclamo sul ponte dello Stretto di Messina alla Commissione europea, dove contestano all'Italia la disapplicazione delle normative europee in materia ambientale. In una conferenza stampa alla Camera le associazioni hanno spiegato che è la terza azione legale portata avanti dopo ricorso al TAR e la diffida al CIPES. La richiesta alla Commissione europea è la riapertura della procedura di infrazione a suo tempo archiviata solo perché il progetto era stato accantonato. Presidio di protesta questo pomeriggio davanti alla prefettura di Catania dei dipendenti dell'ODA, l'Opera Diocesana Assistenza. Cresce il disagio dei dipendenti da 6 mesi senza stipendio che chiedono di sbloccare i fondi delle convenzioni con l'ASP. In crisi anche le attività di assistenza delle persone con disabilità in terapia nel centro di riabilitazione. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva perché domenica il Catania troverà al Massimino la capolista Avellino. Siamo allo sport, il Catania domenica al Massimino troverà la capolista Avellino. Sturaro nel corso di corner ha ribadito che la squadra ha ritrovato la sua identità. Marco Carli. 3 partite, le ultime senza subire gol. Il Catania è tornato solido per merito di tutti, dalle prestazioni di Dini e della difesa fino ad un centrocampo che copre e propone. E fra i centrocampisti che sono tornati a disposizione, anche se ancora non impiegato, c'è Sturaro, che nel corso di corner ha ribadito il concetto della solidità ritrovata, quella che si era vista solo in avvio di torneo. Se vi ricordate, all'inizio noi avevamo un'identità. Perché? Perché abbiamo fatto comunque il ritiro, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a fare bene l'inizio di stagione. Poi abbiamo avuto questo periodo e adesso finalmente stiamo di nuovo ritrovando una nuova identità. L'ex Juve Genoa conferma la ritrovata compattezza del gruppo e individua le differenze rispetto all'anno scorso. Sicuramente nella professionalità, sicuramente nell'amore per il proprio lavoro e per cercare di far bene in una piazza importante. E in vista della partita con l'Avellino è tornato fra i compagni anche Inglese. Ovviamente se ne devono valutare al meglio le condizioni, anche Sturaro sa quanto l'attaccante possa essere decisivo per la fase finale della stagione. Dunque, proprio come nel caso del centrocampista, sono state usate e lo saranno ancora tutte le cautele. Sì, Roberto si è allenato con noi, sta bene, avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento e credo che ormai a questo punto l'approccio sia cauto anche con lui, sarà sicuramente dei nostri. Non so se sarà domenica o quella dopo, però sicuramente è dei nostri. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.